1-0 il risultato tra Don Carlo Mesivieri e Castellammare. Siamo qui con il tecnico Tommaso Napoli, che salutiamo e chiediamo subito: mister, tantissime occasioni da gol della sua squadra, 2 rigori sbagliati, forse un po' troppe, potremmo dire. Sì, non l'abbiamo chiusa quando dovevamo chiuderla e l'abbiamo lasciata aperta fino alla fine. Però non posso che rimproverare i miei ragazzi, perché abbiamo giocato dal primo al 95esimo cercando di chiuderla anche prima, ripeto, ma c'è una squadra avversaria. Però mi è piaciuta la prestazione, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la determinazione e mi è piaciuto anche l'atteggiamento finale, di non subire, anche sbagliando l'alto rigore con Manfred a pochi minuti alla fine, che abbiamo lottato fino al 95esimo per non subire l'1-1. E questa è una cosa che mi gratifica, e soprattutto faccio un applauso ai miei giocatori, perché sono stati determinati fino alla fine. Gli attaccanti fanno delle grandi prestazioni, però forse manca un po' il gol. Chi invece riesce a realizzare le reti sono i centrocampisti, perché oggi Mendola fa il suo 6º gol in campionato, Cernigliano ha fatti 8, ha sbagliato un calcio di rigore. Però quanto è importante avere dei centrocampisti che si facciano anche trovare pronti laddove magari gli attaccanti non sono in forma, forse sotto gol. No, non è che non sono in forma, noi giochiamo un calcio dove riempiamo l'area di rigore almeno con 6 giocatori, tra cui ci sono anche i centrocampisti interni di centrocampo, per quelle mezzale, e i nostri quinti. Gli attaccanti sono la parte finale delle nostre giocate. Abbiamo avuto delle occasioni, però dall'altra parte ci sono anche dei difensori bravi. Tante volte magari si preoccupano più di tenere d'occhio l'attaccante e magari chi arriva da dietro. È un po' il calcio moderno questo, perché è così quasi in tutte le categorie. Se guardiamo soprattutto nelle categorie di Serie A e Serie B, si vedono, oppure a livello internazionale si vedono, che la maggior parte dei realizzatori adesso sono i centrocampisti. Adesso invece un piccolo giudizio su Messina. È partito come esterno destro, poi negli ultimi 10-15 minuti di gioco come mezzala, una grande gara per un giocatore comunque molto giovane. No, ma lui può ricoprire più ruoli, può ricoprire tutti e 3 i ruoli del centrocampo, e può fare anche l'esterno, il quinto di centrocampo. Oggi ha fatto una grande partita, come un po' tutti quanti, non è solo Messina, perché dietro sono stati bravi e impeccabili, portiere sempre pronto, tutta la squadra. Si è sofferto perché la vittoria non veniva da qualche settimana, da qualche prestazione non fatta bene, che ci può stare. Però oggi ho visto di nuovo la mia squadra, quella della prima parte del campionato, e dobbiamo continuare, sono ancora 7 partite, continuare a cercare di dare il massimo, e poi all'ultima partita tiriamo le somme e capire dove andiamo a posizionarci. Però lo ripeto ancora una volta, i ragazzi sono stati oggi bravi, e tante volte siamo arrivati un po' nervosi, perché, ripeto, quando non viene la vittoria da qualche settimana subentra anche un po' di nervosismo, si perde un po' anche di consapevolezza dei propri mezzi. Ho sempre detto che non dobbiamo arrivare a questo, e dobbiamo essere sempre fiduciosi, perché ci sono anche momenti no, ma ci sono di nuovo i momenti sì. Bisogna sempre lavorare e lavorare. Mister, quanto è importante arrivare alla sfida contro il Saggio Piana, che è uno scontro diretto per il 4º posto, con questa vittoria in questo modo 1-0, giocando comunque un gran bel calcio? Ti dico che arrivare con una vittoria si lavora anche meglio e con grande entusiasmo, però non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché non so cosa abbia fatto il San Giorgio Piana oggi, è sempre una squadra da temere. Sta facendo un buon campionato anche loro, perché noi siamo tutti dopo Athletic Palermo e Gela, poi veniamo tutte queste squadre a scendere, per cui anche loro stanno facendo bene, per cui si lavora con entusiasmo durante la settimana, il che significa che non dobbiamo mai abbassare la guardia, e dobbiamo essere già pronti anche per la prossima gara, che rigiochiamo nuovamente in casa.